Allora, le domande adesso sono a voi, ci sono anche già delle prenotazioni da Milano. Chi vuole intervenire? Posso? No, un attimo che facciamo prima un paio di domande da qua e poi do la parola a Milano. Buon pomeriggio, sono Sonia Sirletti di Bloomberg. Avevo la prima domanda rivolta ad entrambi gli amministratori delegati, se ci possono quantificare l'ammontare complessivo dell'esborso nel caso di adesione totale degli azionisti per ciascuna banca e da dove proverranno questi fondi, se il contributo di Atlante servirà proprio a questo. E poi, visto che il dottor Viola ha fatto riferimento al piano industriale, se magari ci può dare una timetable, visto che faceva riferimento a un piano che si basava sul rafforzamento di capitale, magari esplicitare e darci un po' un'idea anche di quanto sarà questo rafforzamento di capitale. Grazie. Raccogliamo un'altra domanda e poi diamo una risposta parziale. Qui? Massimiliano Bordignon per Telenorba. Dottor Carlos, volevo chiedere qualcosa su Banca Puglia, sia per quello che riguarda i singoli azionisti che risiedono in Puglia Basilicata, sia per quanto riguarda il piano di produzione, se che cosa succederà. Grazie. Cominciamo a dare le prime risposte e poi passiamo alle domande successive. La prima domanda relativamente al fabbisogno di capitale risponderei cumulativamente. Stiamo parlando di oltre 600 milioni di euro per le due banche, senza considerare il fabbisogno che dovesse essere, che sarà messo a disposizione, il fabbisogno di capitale che servirà per la costituzione dei due plafond per i soci che versano in una situazione di disagio economico e finanziario. Quindi una cifra importante che immagino voi comparerete con il miliardo di euro che è stato l'aumento di capitale, o meglio, il versamento in conto futuro aumento di capitale che è stato deciso da Atlante e realizzato alla fine di quest'anno, quindi una cifra certamente importante che credo confermi diciamo, l'enfasi che abbiamo voluto dare all'impegno sottostante per le due banche a fronte di questa operazione. Per quanto riguarda il piano industriale, oggi non sono in grado di dare numeri e se li dessi vi suggerirei di preoccuparvi, perché dopo pochissime settimane dall'entrata in Popolare Vicenza come amministratore delegato in Veneto Banca come consigliere sarebbe quantomeno inopportuno. È chiaro che oggi un piano industriale che si rispetti deve partire diciamo da una adeguata valutazione preventiva di quella che è la qualità dell'attivo. Tradotto, bisogna partire avendo i valori diciamo soprattutto della componente crediti, che come voi sapete costituisce una parte assolutamente rilevante del totale attivo di una banca italiana, diciamo valutata nel modo più prudente possibile, questo per fare in modo anche che la gestione dei rischi futura sia assolutamente rigorosa. L'ha già ricordato il Presidente Mion, l'altra asse portante del piano sarà il recupero di efficienza, perché oggi le due banche viaggiano con dei livelli cost income che sono prima degli accantonamenti nell'intorno del 100%, quindi direi che è abbastanza ovvio che dovremmo fare grande efficienza, così come dovremmo ricreare le condizioni per una crescita delle masse e dei ricavi, e credo che questa operazione vada esattamente nella direzione auspicata. Va da sé che insieme diciamo, all'adeguata valutazione dell'attivo e quindi alla riduzione dei rischi insiti nell'attivo,
le banche, e quindi in questo caso anche Veneto Banca e Popolare Vicenza, dovranno poter contare su un'adeguata dotazione di capitale. Non c'è bisogno che ricordi che ormai siamo in una fase storica nell'ambito della quale anche le normative, soprattutto le normative di vigilanza europea, richiedono alle banche, non solo italiane ma anche quelle europee, le altre europee, di lavorare con maggiore capitale e di maggiore qualità. Quindi credo che nella definizione di un piano che deve, diciamo, coprire un orizzonte temporale sufficientemente ampio, l'attenzione al capitale sarà massima. Vuoi rispondere tu? Sì, poi c'è la domanda su Apulia. Ma le due controllate di Veneto Banca, sia Banca Apulia che Banca di Intermediazione Immobiliare, entrano a tutto tondo all'interno dell'offerta transattiva, quindi sia nella parte appunto della transazione del 15%, sia nella parte commerciale. Quindi le filiali di Banca Apulia e ovviamente anche i colleghi che lavorano in BIM hanno a disposizione gli stessi uguali strumenti che sono stati mostrati per Veneto Banca. Allora, c'è un primo blocco di domande da Milano, Stefano Righi del Corriere della Sera e Vittoria Puledda di Repubblica. Buonasera, grazie. Mi sentite? Sì, sì. Perché si è spenta la luce. La prima cosa è un chiarimento sull'insieme dell'operazione, ovvero sia, noi stiamo parlando solo di un indennizzo o di un riacquisto delle azioni, ovvero il singolo socio che aderisse rimane proprietario o perde il diritto di proprietà. E la seconda cosa che volevo chiedere è questa, mi riferisco all'offerta commerciale. Avete prospettato due cose, una a scadenza 36 e una a 60 mesi, se non ricordo male, 120. o anzi a 10 anni. 3 anni e 10 anni. Benissimo. E nella malaugurata ipotesi in cui in quest'arco di tempo si dovesse far ricorrere a un bail-in nuovo, quei denari lì che forma hanno? È un deposito che ricade dove? Sono obbligazioni? Che roba è? Grazie. Grazie, Vittoria. Sì, buonasera, io avevo qualche curiosità più generale sullo stato di salute della banca. Se ci potete dire Quale delle due? com'è tutte e due, la situazione della liquidità di entrambe, trattative con Atlante per la cessione degli NPL. Poi capisco che sia difficile fare numeri riferiti al piano industriale in questa fase, ma un ordine di grandezza sull'aumento di capitale complessivo che servirà forse potete darcelo. E infine, per quanto riguarda l'accordo transattivo di cui si sta parlando, mi chiedevo se avete parlato comunque con immagino di sì, con le associazioni dei consumatori e che feedback avete avuto da loro. Grazie. Grazie, diamo le prime risposte a queste domande di Righi e di Puledda. Per quanto riguarda la prima domanda di Stefano Righi, si tratta di indennizzo e quindi non c'è nessun trasferimento di proprietà delle azioni. Questo è bene sottolinearlo perché chiaramente cambia il significato dell'offerta. Per quanto riguarda l'offerta commerciale, parliamo di depositi vincolati, quindi sono soggetti alla normativa di bail-in come tutti gli strumenti di raccolta. Voi sapete che c'è nell'ambito del sistema bancario italiano un sistema di tutela dei depositi che vale per tutte le banche, quindi diciamo nella valutazione del cosiddetto rischio bail-in bisogna considerare che parliamo di depositi e non di obbligazioni e che esiste quel limite di circa 100.000 euro diciamo di franchigia o di tutela meglio assicurato dal Fondo Tutela dei Depositi. Per quanto riguarda lo stato di salute della banca, allora,
è mia consuetudine parlare sulla base di numeri pubblici e quindi i numeri pubblici risalgono al 30 di settembre, 30 giugno, in questo caso, scusa, 30 giugno, abituato alle trimestrali, al 30 giugno. Quello che posso dire in termini qualitativi è che chiaramente il fine d'anno è stato per le due banche un fine d'anno impegnativo per quanto riguarda il capitale, d'altro canto la dimensione dell'offerta parla da sola, ancorché sposata con il rafforzamento patrimoniale di cui abbiamo parlato. Per quanto riguarda la liquidità, il fine anno è tradizionalmente un periodo impegnativo per tutte le banche, lo è stato anche per Veneto Banca e Vicenza, stante le scadenze stagionali che caratterizzano il periodo. Quindi sotto questo profilo questo mi sento di dire in questa fase, così come non credo che oggi siamo in grado di anticipare stime su quelli che potranno essere i fabbisogni di capitali futuri, perché dipendono dal piano industriale che è in corso di predisposizione, quindi sia i contenuti del piano che i fabbisogni di capitale sarà oggetto di adeguata comunicazione quando il piano industriale verrà completato, verrà discusso e approvato dagli organismi di amministrazione interna, dei consigli di amministrazione, e sottoposto agli organismi di vigilanza. Quindi l'argomento è veramente prematuro oggi. Per quanto riguarda l'accordo transattivo, ci sono stati nelle settimane passate interlocuzioni con varie, con associazioni dei consumatori. Va da sé che l'interlocuzione vera e propria parte nel momento in cui diciamo, i consigli di amministrazione hanno alla fine deciso, in funzione di quelli che sono i vincoli anche di capitale che abbiamo dovuto rispettare. Ci sarà un tavolo importante di confronto che riguarda, abbiamo ricordato, il plafond per le categorie cosiddette deboli. Quindi io su quello mi aspetto che sia un momento di confronto e anche possibilmente anche di condivisione di decisioni, perché credo che su questo aspetto ci sia un'elevata sensibilità, certamente da parte delle associazioni dei consumatori, ma anche delle due banche. Aggiunge qualcosa, Carlos? No, assolutamente. Ok, allora darei adesso la parola a Giorgio Meletti del Fatto Quotidiano da Roma e poi a Fabio Pavesi del Sole da Milano, poi torniamo qua in sala e poi ancora da Milano. Sì, buonasera. Volevo avere qualche dettaglio. I rischi legali quantificati nei bilanci delle due banche con relativi accantonamenti, io non ricordo se sono riferiti a un contenzioso già in essere davanti all'autorità giudiziaria o comprende diciamo, una valutazione del contenzioso potenziale. E poi volevo capire questo, siccome se ho capito bene, da questa offerta transattiva sono escluse le cause già avviate, le cosiddette operazioni baciate e la questione dello stravolgimento delle liste d'attesa per la vendita delle azioni. Ecco, volevo capire per le due banche qual è la dimensione valutabile del contenzioso di queste tre categorie che, se capisco bene, rimane fuori dall'offerta transattiva.
Grazie. Fabio Pavesi. Volevo qualche chiarimento sulla salute patrimoniale, perché i dati risalgono a giugno e a giugno i cetuani erano poco sopra i requisiti di vigilanza. Immagino che a fine anno ci siano state ulteriori svalutazioni delle sofferenze e quindi se i 600 milioni di ristoro saranno tutti eseguiti, il versamento in conto futuro aumento di fatto si mangia 600-900 milioni. Vorrei capire se pensate che a fine anno i cetuan siano sotto il patrimonio di vigilanza e quindi un nuovo aumento di capitale, al di là del versamento che andrà in parte a ristorare, sarà necessario. Le due banche hanno 10 miliardi di sofferenze nette su 40 di impieghi. Mi aspetto quindi un'opera di pulizia che probabilmente parte oggi, non si è esaurita l'opera di pulizia e quindi presumo che sul capitale Atlante dovrà fare un nuovo sforzo. Seconda questione. MPS verrà nazionalizzata e chiedono l'elenco dei primi 100 insolventi. Le due banche non sono nazionalizzate ma sono proprietà di un consorzio di banche. Forse sarebbe buona cosa fornire l'elenco dei primi 50 debitori insolventi, anche perché Veneto Banca ha fatto già una cosa su 40 grandi posizioni non specificando chi sono. Terza questione, ed è un caso specifico, uno dei grandi debitori insolventi è Alfio Marchini, che comprò azioni di Vicenza per 30 milioni, azzerate completamente. Mi risulta che aveva un finanziamento per 70 milioni e che volevo capire se questi 70 milioni sono a incaglio o a sofferenza dell'ex candidato sindaco di Roma. Grazie. Grazie Pavesi, diamo le risposte. Ora parto da Meletti. Per quanto riguarda i rischi legali, allora parlo di Vicenza, poi magari Cristiano tu aggiungi qualche dato relativamente a Veneto Banca. Al momento il Popolare di Vicenza ha dei fondi già postati in bilancio a fronte di reclami specifici per circa 100 milioni, così come accantonamenti a rischi connessi a eventuali mancate conformità con la disciplina MiFID per 43 milioni. A questi si devono aggiungere accantonamenti stanziati a fronte del problema della cronologia degli ordini di vendita per circa 14, quindi questi sono i numeri già postati in bilancio prima di questa offerta transativa. Mi ricordi le altre domande? Enrico, altre domande Meletti? La domanda Giorgio, scusa. Quanto vale il contenzioso? Diciamo quanto vale il contenzioso è a fronte di questi accantonamenti, quindi diciamo che oggi abbiamo, se non ricordo male, circa 10.000 reclami, no? Dico bene? Sono circa 10.000 reclami per un petitum di cui perché c'è dentro il capitale finanziato, quindi diciamo c'è dentro di tutto, non è equiparabile con quello che stiamo discutendo adesso. Per quanto riguarda il capitale finanziato e diciamo il non rispetto della cronologia, per quanto riguarda il capitale finanziato la banca si è attivata ormai da tempo, da diversi mesi, per diciamo, prendere contatto e per gestire caso per caso queste situazioni che, come voi potete immaginare, hanno da una parte una componente di rischio legale, ma c'è anche una componente di rischio credito sottostante, quindi bisogna evidentemente gestire nell'interesse della banca i due rischi tenendo presente entrambi, perché quello che possiamo dire è che la quota di capitale che è stato sottoscritta attraverso operazioni finanziate è stata completamente dedotta dal capitale di vigilanza, quindi di fatto è come se ci fosse, lasciatemi dire, un implicito accantonamento a bilancio, perché è capitale che non viene più conteggiato nei livelli di patrimonio della banca. Vuoi dare tu le informazioni su Veneto Banca? Allora,
Parto dall'ultima così c'è il collegamento diretto. Veneto Banca ha avuto nel calcolo totale delle ispezioni più le analisi interne che hanno completato le ispezioni stesse un livello di capitale finanziato netto pari a euro 286 milioni, nettato da alcune operazioni che erano state spesate direttamente a conto economico. I 286 milioni sono ovviamente stati tolti completamente dal capitale, quindi di fatto non c'è un rischio implicito su quella parte finanziata. Diverso è l'impatto del rischio creditizio sottostante sul quale stiamo facendo la stessa cosa che sta facendo Vicenza, quindi analizzando caso per caso ciò che si viene a creare. Per quanto riguarda il mondo invece dei reclami, rispondo direttamente se si tratta di reclami compiuti o di reclami in fieri. Sono tutti reclami in fieri, quindi non sono sfociati ancora in cause, e su tutti i reclami la banca accantona mediamente tra il 30 e il 32% del petitum ed è arrivata ad un accantonamento il cui numero a fine anno ovviamente verrà comunicato con il bilancio, ma sarà sempre pari al 30-32% del petitum. I reclami sono ad oggi circa 6.500 e l'accantonamento che finora avete visto pubblicamente è attorno ai 120 milioni, quindi 120 è il 30% del petitum all'epoca. Il nuovo numero sarà il 30% dei 6.500 reclami, quindi si mantiene inalterato. È chiaro che al termine dell'operazione quella parte di fondi che sono stati accantonati e che eventualmente potrebbero essere oggetto di ripresa verranno valutati caso per caso se funziona l'offerta pubblica di transazione. Fabrizio, sulle altre domande di Pavesi? Allora, per quanto riguarda le domande di Pavesi, sul fabbisogno di capitale credo di essermi già espresso. È evidente che il fine anno è particolarmente, l'ho detto prima, è particolarmente impegnativo per due ordini motivi. Primo, diciamo, il fabbisogno derivante da questa operazione transattiva, il secondo le svalutazioni sui crediti che devono essere ancora fatte. Quindi diciamo, quello che è abbastanza certo è che c'è un fabbisogno di capitale da finanziare, quindi ci sarà bisogno di nuovo capitale. Quello che è incerto è la dimensione. Oggi francamente dire cifre mi sembra veramente inopportuno. Dare cifre mi sembra inopportuno. Per quanto riguarda il richiamo alla pubblicazione dei debitori insolventi, io devo dire non posso che far altro che aderire alla proposta che stamattina il Presidente Patuelli ha fatto, quindi nel momento in cui sia possibile, senza violare la normativa sulla privacy, credo che sia un'ottima cosa quello che le banche che versano in determinate condizioni comunichino al pubblico la lista dei debitori cosiddetti insolventi, che siano 100, siano 50, credo che sia importante anche per capire se la percezione che è diffusa, ovvero che il problema delle sofferenze in Italia è riconducibile a pochi gruppi, effettivamente una percezione che ha un riscontro con la realtà o meno. Sotto questo profilo, solo pubblicando la lista e il controvalore dei principali debitori si può avere contezza se questa percezione è esatta o meno. C'è la domanda su Marchini. Sulla domanda su Marchini vale il discorso. Purtroppo insomma, è una situazione in cui c'è una normativa sulla privacy relativamente alle singole posizioni e quindi come tale dobbiamo aspettare che ci sia una legge, anche un decreto legge che consenta alle banche di dare pubblicità delle informazioni delle singole posizioni. Al momento questo non è possibile. Bene, torniamo qua, c'era due. Sono Fausta Chiesa del Corriere della Sera, buonasera. Volevo avere dei dettagli in merito alla cessione degli asset. Coviello?
volevo fare una domanda sul chi è escluso, quindi per quanto riguarda per esempio le azioni delle società di capitale, che spesso avranno impatti sul patrimonio per l'azzeramento, l'abbattimento del valore patrimoniale, quindi sono quelle che a prescindere dalle baciate possono avere una ricaduta sul territorio. Quale sarà la linea di condotta nella valutazione delle trattative eventuali? Cioè, ho visto che sono escluse le società di capitale, che quelle che probabilmente potrebbero avere impatti doppi sul proprio patrimonio e quindi sull'attività. Grazie. Rispondiamo a queste? Sì, la domanda sulla cessione di asset mi consente anche di recuperare una domanda che aveva fatto un vostro collega prima sugli NPL a cui ho messo di rispondere. Allora, il nuovo piano industriale certamente avrà come una delle linee guida quella del dimagrimento del bilancio, quindi una riduzione degli attivi e di conseguenza anche una riduzione dei rischi e del capitale assorbito dal totale dell'attivo. In questo senso ci stanno operazioni di ridimensionamento e di riduzione significativa del portafoglio sofferenze. Anche qua stiamo ragionando dimensioni, modalità e tempistica, così come cessione di asset. Su cessione di asset le due banche hanno un portafoglio partecipazioni diversificato, fatto alcuni asset vendibili, altri meno. Ovviamente uno degli impegni che le due banche stanno già di fatto portando avanti è quello di creare le condizioni per la cessione di questi asset, quelli che non sono strumentali dell'attività bancaria o direttamente strumentali dell'attività bancaria, così come anche un consistente patrimonio immobiliare. Va da sé che la cessione sia degli asset che del patrimonio immobiliare deve rispettare determinati criteri e deve soprattutto avere dei benefici, dare dei benefici concreti alle due banche in termini di capitale e in termini di riduzione dei costi sottostanti al funzionamento sia delle partecipazioni che soprattutto del patrimonio immobiliare, oltre che evidentemente l'ovvio beneficio in termini di liquidità, ma capitale e riduzione dei costi sono certamente i criteri che governeranno le decisioni prossime in materia sia di asset che di patrimonio immobiliare. Sul tema di chi è escluso, è evidente che qualsiasi criterio di esclusione può essere soggetto a valutazioni critiche, nel senso che quando si escludono segmenti c'è sempre evidentemente un elemento di considerazione critica. Quello che abbiamo cercato di fare è di costruire un'offerta che risottolinea. Proviello, Vicenza Più. Chiedevo la linea di comportamento nel valutare eventuali richieste degli esclusi, quindi per esempio la società di capitale, quale potrà essere la strategia, mentre qui è chiara l'offerta per i privati, quale sarà la strategia nel trattare, qui non discutevo il criterio di esclusione. Chiedo scusa. Avevo bisogno di ribadire questo concetto. Dopodiché, quale sarà la linea? Oggi la linea è di approcciare questi 162.000 sono in totale. 169.000 che è già il 82% del totale. Dopodiché in termini di priorità ci sono le aziende che hanno investito in azioni utilizzando finanziamenti, le due banche credo che poi completato questo lavoro valuterà se ci saranno spazi per ragionare anche su questi. Al momento però sono escluse perché oltretutto c'è un tema, come avrete colto, di disponibilità di capitale, nel senso che già questa operazione determina un fabbisogno di capitale molto ingente, quindi dovevamo necessariamente tirare alcune esclusioni. Ovviamente
la banca è ancora è lì e avrà la possibilità di valutare anche le situazioni che attengono a questa categoria di detentori di azioni, ma al momento non c'è nessun tipo di risposta predefinita a questo genere di situazioni. Andiamo ancora un momento a Milano, che ci sono 6 prenotazioni da Milano. Giovanna Fagionato di Lettera 43 e Marco Valsecchi della Press. Poi torniamo qua. Sì, buonasera. Niente, io volevo dire e chiedere a Viola, il garante per la privacy ha pubblicato oggi una nota che spiega che non c'è un problema di privacy sulla rivelazione appunto delle sofferenze e dei prestiti, ma semplicemente dal 2011 le persone giuridiche non hanno più questa tutela. Propongo la questione di Marchini perché non credo che i rapporti tra Marchini e la Popolare di Vicenza siano riconducibili alla persona fisica di Marchini ma alle società. Di conseguenza per quello che dice il garante della privacy evidentemente non c'è nessun problema a rendere pubblici questi dati. Valsecchi? Alcune associazioni di consumatori avevano già detto prima che il 15% era poco e alcune pare che lo stiano dicendo adesso. Questo crea un problema rispetto al lavoro che si intende fare poi su chi è più in difficoltà, o si salterà il capitolo e si può andare avanti? Grazie, diamo le risposte. Allora, per quanto riguarda il tema della privacy, quello che vi posso assicurare è che nel momento in cui ci sia un chiaro disco verde su quelle che sono le informazioni che una banca può dare, non saremo certamente refrattari a dare informazioni per aumentare la trasparenza, che credo sia un valore assolutamente indispensabile per una banca. Quindi verificheremo quanto ha detto stamattina il garante sulla privacy e in funzione di quelle che sono le valutazioni legali certamente ci muoveremo nella direzione che immagino auspicate tutti. Per quanto riguarda il tema della valutazione delle associazioni dei consumatori, va da sé che il nostro livello di attenzione nei loro confronti è molto, come è giusto che sia, importante. Dopodiché il tema della valutazione del poco, chiaramente se lo confrontiamo col 100% è poco, se lo valutiamo con 0 credo che sia una cifra importante. Ricordo che non è mai successo che nel passato che una banca avvii di sua iniziativa un processo di riconoscimento di un corrispettivo a fronte di investimenti azionari, e sottolineo di iniziativa senza nessun tipo di imposizione o prescrizione. Ovviamente il nostro auspicio è quello che alla fine, messo tutti insieme, considerando la dimensione del ristoro in valore assoluto, considerando il fatto che c'è un'offerta commerciale che accompagna l'offerta transattiva, il fatto che parliamo in misura significativa una popolazione che detiene un numero contenuto di azioni, alla fine poi anche le associazioni dei consumatori possano valutare l'offerta che le due banche hanno fatto in modo positivo. Evidentemente in questo caso ognuno deve fare la sua parte, quindi c'è da parte mia il pieno rispetto della posizione delle medesime. Auspico e spero che ci sia da parte di tutti la consapevolezza dello sforzo in valore assoluto che, ripeto, non ha uguali in termini di capitale allocato a queste due operazioni, appunto dello sforzo fatto da due banche che oggi ancora versano in situazioni soggette a un risanamento. Quindi quello che è importante è che sono quattrini che le banche mettono a disposizione
in un contesto che, come ha ricordato il Presidente Mione, è tutt'altro che ancora, diciamo, risanato, quindi insomma credo che lo sforzo debba essere valutato anche per le condizioni in cui versano oggi le due banche di riferimento. Bene, ancora due domande da Milano, Paolo Algisi dell'ANSA e Luca Gualtieri di Milano. Sì, buonasera. Io avevo qualche domanda. La prima, volevo chiedere se è confermato il termine di fine gennaio per la presentazione del piano industriale. Volevo poi avere qualche indicazione, sperando di essere un po' più fortunato dei miei colleghi, sull'andamento della raccolta nell'esercizio. Abbiamo visto che nei sui mesi ci sono sempre dei deflussi, e se è possibile avere qualche tipo di indicazione su come sono andati i depositi nell'anno. E infine volevo tornare su Atlante e sugli NPL. Volevo chiedere se Atlante è il candidato, diciamo, ideale per rilevare le vostre sofferenze, essendo anche l'azionista e avendo tutto l'interesse, diciamo, a rilanciare la banca, anche per poter un giorno magari rientrare dei soldi investiti e offrire ai suoi sottoscrittori il rendimento del 6% anno promesso. Grazie. Gualtieri? Sì, buonasera. Io avevo una domanda su Cattolica, perché mi sembra che dopo il recesso unilaterale dell'estate scorsa la banca Vicenza si fosse riservata di fare una serie di approfondimenti anche sulla possibilità di, come dire, ricucire su quella vicenda che ha comunque un peso non indifferente in termini patrimoniali. E la seconda, sempre sul tema delle cessioni, siccome appunto ci sarà questa disponibilità di vendere il 40% congiunto che le due banche hanno in Arca SGR, sulla quale c'erano stati interessi anche di fondi stranieri, fondi private nell'anno scorso, volevo capire se questo sarà una delle possibili target per questo processo di cessioni. Grazie. Diamo le risposte. Per quanto riguarda il piano industriale, ancorché non ci sia una data prescrittiva da parte della Banca Centrale Europea, c'è l'impegno da parte delle due banche di completare il nuovo business plan a supporto di un progetto di fusione entro la fine di gennaio 2017. Poi se sarà il 31, sarà il 3 e 4 di febbraio, questo oggi non sono in grado di dirlo, però diciamo che ci siamo dati come obiettivo quello di completare questo lavoro nell'arco di circa un mese. Per quanto riguarda l'andamento a raccolta, temo che non sarà più fortunato dei colleghi, nel senso che il fine anno, come voi sapete, è un periodo molto particolare, nell'ambito del quale ci sono fenomeni come per esempio i riversamenti fiscali molto particolari, molto concentrati soprattutto nell'ultimo mese, che rendono di difficile lettura la dinamica dei depositi. Quindi sotto questo profilo, ribadisco, è stato un fine anno impegnativo, ma diciamo, siamo attrezzati per gestire le complessità sia dal punto di vista della liquidità che dal punto di vista del capitale, come credo abbiamo dimostrato uscendo con un'offerta di questo tipo. Per quanto riguarda Atlante, certamente Atlante ha nei suoi obiettivi core quello di acquistare NPL e quindi come tale mi sembra del tutto ovvio che possa essere considerato un candidato all'acquisto di un portafoglio di NPL. Dopodiché ancora non siamo in grado di dire le modalità, tempi e dimensioni di operazioni straordinarie sugli NPL, come tali mi fermo a dire che certamente è un candidato che è istituzionalmente deputato a fare operazioni sul mercato degli NPL. Per quanto riguarda le domande di Gualtieri, su Cattolica c'è il mio personale interesse obiettivo, quello di verificare in tempi brevi spazi per ricostruire un rapporto con la compagnia di assicurazione,
Ovviamente ci sono dei vincoli, ci sono delle condizioni contrattuali, ci sono degli interessi che possono collimare in alcuni casi e non combaciare in altri. Però da parte mia c'è certamente un approccio costruttivo che mi auguro diciamo in prospettiva futura possa tradursi in un qualcosa di concreto. Per quanto riguarda invece Arca, nella misura in cui parliamo di cessione di partecipazioni e nella misura in cui parliamo di un portafoglio partecipazioni che non è infinito, è abbastanza scontato che nell'ambito delle ipotesi di cessione ci sta anche il 40% di Arca SGR. Bene, ci sono ancora 2 domande da Milano, poi torniamo qua. Claudia Cervini del Quotidiano Nazionale e Camilla Conti del Giornale. Ecco, leggo nel comunicato, e lo avevate poi ribadito anche voi nella presentazione, che l'offerta di transazione potrà concretizzarsi con un'adesione pari ad almeno l'80% delle azioni interessate, però poi sempre nella nota di Veneto Banca precisate anche che la condizione è rinunciabile dalla banca. Quindi vorrei capire se significa che anche nel caso non raggiungesse l'80% delle adesioni potreste comunque valutare di tenerla viva o ripensare in qualche modo l'offerta. E poi volevo capire se potete indicarci una tabella di marcia un po' più dettagliata sulla gestione, sui suoi tempi e soprattutto sui passaggi in BCE che dovrete ancora fare. Grazie. Grazie. Camilla Conti. Sì, io volevo tornare un attimo sulla cessione degli asset, la domanda che aveva fatto la mia collega Fausta. Una curiosità, se è possibile avere qualche anticipazione su quello che intendete fare delle filiali straniere. Mi riferisco nel caso di Veneto Banca, quelle in Albania e Romania, nel caso della Vicenza, la filiale sulla quinta strada a New York e a Mosca. C'è un'idea di chiuderle, cederle a partner locali? Bene, grazie. Diamo le risposte. Allora, per quanto riguarda il limite dell'80%, penso che siamo stati chiari nel dire che è interesse delle banche raggiungere una percentuale molto alta di partecipazione per consentire quell'effettiva riduzione del rischio legale di cui abbiamo più volte parlato. Quella frase messa per evitare che il limite dell'80% sia considerato in termini digitali, cioè che un 79% possa non essere ricompreso nelle fattispecie di accettazione dell'offerta e in operazioni similari è una clausola, lasciatemi dire, d'uso. Quindi leggetela così, nel senso non è che mettiamo 80 e poi se arriviamo al 40 decidiamo di accettare l'offerta. Oggi è 80 con quella clausola che ci lascia un pochettino di libertà nel senso che ho appena rappresentato. Per quanto riguarda la tabella di marcia, credo che già il dare un ordine di grandezza che al mese di gennaio sia più che un'apertura, anche perché voglio dire, non mi sognerei mai di dare delle tappe che vedono coinvolte l'organismo di vigilanza. L'organismo di vigilanza per definizione ha titolo per prendersi tutto il tempo possibile e immaginabile per esaminare un progetto come quello su cui stiamo lavorando e come tale saranno loro poi a definire la tabella di marcia di un possibile processo autorizzativo. Per quanto riguarda la richiesta di Camilla Conti sulle filiali estere, magari se vuoi rispondere tu Cristiano sulle banche estere, poi rispondo io sulle filiali americane e russe. Sì, noi ricordo che abbiamo una situazione composita in quanto abbiamo la Romania che sono filiali vere e proprie, quindi branch, mentre abbiamo 3 subsidiaries che sono la Moldavia, l'Albania e la Croazia. L'analisi ovviamente è quella che poi riguarderà il piano industriale combinato nel quale il focus sarà sicuramente nel territorio nazionale. Stiamo analizzando ovviamente quindi queste come opportunità di dismissione, ancorché non si sia arrivati a nessuna conclusione in questo senso. Per
quanto riguarda le 2 filiali estere di Popolare Vicenza, sono praticamente già in chiusura. Bene, abbiamo risposto, adesso c'era un po' di mani alzate. Sì. Allora, Vallin per il gruppo Finegi, l'Espresso. Una domanda puntuale per Veneto Banca per completare il quadro. Sarà possibile sapere la cifra esatta del mancato rispetto degli ordini di compravendita, quindi lo scavalcamento anche per l'istituto di Montebelluna? E dall'altra parte invece una domanda di scenario aperta a entrambe le banche, e forse in particolare più per l'amministratore delegato Viola. E volevo capire, dato per assodato il fabbisogno di capitale, come avete spiegato, e anche la necessità di reperire investitori, come avete precedentemente detto, volevo capire se sarà valutata, a fronte della necessità che in questo momento non ci potete quantificare, la via del mercato, o se avete già nello scenario o eventualmente già inviato richiesta per poter rientrare in quel decreto che è stato usato per MPS, dove l'investitore diventerebbe lo Stato. Tuo vicino? Smiderle, Giornale di Vicenza. Volevo chiedere all'amministratore Viola un chiarimento relativo agli cosiddetti soci scavalcati, e cioè se anche qui il criterio verrà utilizzato come indennizzo o se invece verrà risolta la questione come, diciamo, eseguire un ordine successivo, quindi ritirare l'azione al prezzo prestabilito e quindi, diciamo, rimborsare totalmente l'operazione. Rispondiamo a queste domande, poi c'è Caselli. Sì, per quanto riguarda, si chiude così perché sennò... come abbiamo detto, questa terza categoria, che non è quella dei disagiati e non è quella dei 74.000 o dei 75.000, è una categoria particolare che rientra in una logica per la quale è stato, come dire, oggetto di ispezione il fatto che esista un vero e proprio non rispetto dell'ordine cronologico. Si tratta di alcuni casi che valuteremo uno per uno e per i quali è l'interlocuzione individuale che farà testo per quanto riguarda l'eventuale possibilità di rimborso. Allora, per quanto riguarda i soci cosiddetti scavalcati, posto che ho dato il numero diciamo abbastanza preciso prima, siamo un poco sotto i 500, sarà un indennizzo maggiorato rispetto ai 9 euro e non un acquisto da parte di azioni. Quindi anche in quel caso i soci rimarranno proprietari delle azioni per le quali è stato non rispettato l'ordine cronologico. Ah sì, no, allora, quello che valuteremo non lo so, quello che vi posso dire è che ad oggi non l'abbiamo ancora valutato, quindi siamo ancora nella fase di quantificazione del fabbisogno di capitale e siamo concentrati su quello. Penso che sia abbastanza abbastanza naturale che prima di fare qualsiasi tipo di ragionamento su come coprire il fabbisogno bisogna avere ed è abbastanza chiaro su quello che è il fabbisogno, perché a seconda della dimensione del fabbisogno può essere percorsa la strada privata oppure può essere percorsa un'altra strada, ma dobbiamo partire dalla quantificazione del fabbisogno. C'era Vittoria Puleta che chiedeva di intervenire per una precisazione. Vittoria, non ti sentiamo. Non è ancora il microfono. Ci siamo adesso? Sì. Mi sentite? Sì. Grazie. Una piccolissima richiesta di chiarimento per quanto riguarda i depositi vincolati. C'è la possibilità di aggiungere somme supplementari da parte dei risparmiatori o c'è un obbligo? No, non è un obbligo, è una opzione, se ho capito bene. Sì, cioè no, se ho capito bene la domanda. E quindi è un'opzione, ovviamente il socio può sfruttare o meno, ma non è che deve obbligato a depositare una certa somma per poter aderire all'offerta transattiva. È un'opportunità. È un'opportunità, non è un obbligo.
Allora, c'erano 3 mani alzate. Caselli, MF Dow Jones. Caselli, primo. Comincia lei. Io. Sì. Volevo tornare sul ruolo di Atlante, che era stato introdotto precedentemente da un collega. E fino adesso si è dimostrato estremamente rapido nel ricapitalizzare, ma nel momento in cui si tratta di estrarre NPL dalle banche, la partita comincia a diventarsi estremamente difficile, vischiosa, si ha l'impressione, almeno nostra, di avere a che fare con un muro di gomma. Ci fate capire come mai è così difficile trattare con Atlante su questo specifico punto? Al secondo passate il microfono, c'era, ecco lì. Sì, Roberta Bassande, giornale di Vicenza. Dottor Viola, lei in modo plausibile pensa che la fusione tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza possa essere fatta entro il 2017? Ha già un'idea sul tema degli esuberi? Ha già ha parlato del cost income estremamente elevato, ha già un'idea su quale sarà il taglio dei dipendenti, considerando che il fatto che adesso voi chiederete a 1500 dipendenti di Veneto Banca e 3500 dipendenti di BPV di essere molto concentrati su questa operazione, poi una parte, mi chiedo, vi saluterete? E l'ultima domanda, il plafond, quello per i soci particolarmente svantaggiati, che lei aveva detto essere fuori dai 600 milioni, c'è un'idea di quanto ammonterà? Grazie. Allora, per quanto riguarda Atlante, io devo dirti che ho una visione abbastanza diversa da quello che è il percepito, nel senso che anche sulla base di esperienze passate non è per niente complicato lavorare e interloquire con Atlante sulle cessioni di NPL, tanto in quanto precedenti operazioni diciamo, sono andate praticamente quasi a completamento. Poi sappiamo che il problema era sul capitale e non sugli NPL. Io quindi non rilevo questa difficoltà nel trattare con Atlante sugli NPL e non credo che ci sarà questa difficoltà anche in Popolare Vicenza e Veneto Banca. Dopodiché evidentemente dobbiamo capire il perimetro, dobbiamo capire i valori, ma personalmente non ho questa percezione su Atlante lato NPL. Quindi credo che sia un interlocutore che sia sul pezzo e ove ci siano le condizioni pronto a fare le operazioni di cessione che possono essere interessanti per entrambi i soggetti. Per quanto riguarda la domanda... La fusione entro il 2017. Sì, no, me ne sono segnato. Per quanto riguarda la fusione entro il 2017 credo che sia un orizzonte temporale fattibile, dopodiché torno a dire, siamo nella fase in cui stiamo mettendo giù i numeri, ci sarà una fase di valutazione preventiva da parte degli organismi di vigilanza, quindi per poter dare una risposta che sia più compiuta credo che sia prudente aspettare almeno un mese, però diciamo tecnicamente ci sono i tempi per poterla fare entro il 2017. Per quanto riguarda il tema degli esuberi, anche qua credo che sia materia troppo delicata per trattarla con superficialità. Credo che il confronto, l'analisi delle due banche oggi mettono in evidenza uno squilibrio tra costi e ricavi molto molto forte, che sono figli di una base costi non solo del personale ma anche amministrativi eccessiva rispetto a quelle che sono le dimensioni delle due banche. C'è un tema di mancanza di ricavi, quindi vi anticipo che il business plan dovrà lavorare non solo sull'efficienza operativa, dovrà lavorare sull'efficienza operativa in quanto totalmente nelle mani del management e quindi sarà certamente una linea guida importante, ma dovrà anche creare le condizioni perché le due banche riprendano a crescere sia sotto il profilo delle masse che sotto il profilo dei ricavi in termini di margine di interesse e commissioni. Per quanto riguarda invece il plafond, credo che possiamo anticipare che parliamo
posso anticiparla anche per te, Cristiano. Parliamo di un plafond complessivo di 60 milioni di euro, distribuito 30 per Veneto Banca e 30 per Vicenza. C'è spazio ancora solo per una domanda, perché poi ci sono i colleghi della televisione che devono... Sì. Era prenotato prima laggiù. Buonasera, una domanda rapida. Sì, Dario Zona TV Prato, volevo chiedere se l'offerta di transazione sarà presentata anche a 2 tra i principali azionisti pratesi su cui c'è un interesse pubblico, ovvero la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che detiene 350.000 azioni, prezzo in pancia oltre 21 milioni di euro, e Consiag, che è una SPA però partecipata dai comuni pratesi, che deteneva 9 milioni di euro circa. Diamo la risposta subito. Per la fondazione la risposta è affermativa, mentre per Consiag è negativa. Maurizio Crema, Gazzettino Semplice. BIM invece, abbiamo parlato delle banche estere e di Arca, il destino di BIM invece qual è? BIM. Scusate che stavo rispondendo Il al destino questo. di BIM era molto semplice. Il destino di BIM è una quotata e quindi certo non può essere questo il luogo per parlare di una quotata. È chiaro che rientra a pieno titolo in ragionamenti che riguardano sia il piano industriale combined, sia sicuramente ragionamenti che ha portato avanti anche il professor Penati recentemente, che sono apparsi sui quotidiani. Quindi anche in questo caso al momento è prematuro dire se BIM quale sia il destino di BIM. Bene, vi ringrazio. Adesso ci sono le interviste televisive. Grazie a tutti, sia da Roma che da Milano, e voi che siete stati qui. Grazie.